La mediazione è fallita e così i medici di base mettono in atto la protesta tanto annunciata, una serrata di 2 giorni consecutivi. Falliti anche i tentativi di venirsi incontro, l'ultimo dei quali martedì e conclusa a settembre la fase iniziale della protesta con lo stop dell'invio delle ricette telematiche. Ora i camici bianchi passano alla serrata degli studi, che si inasprirà con 3 giorni a settimana dal 13 dicembre e 5 giorni la settimana dal 10 gennaio. E così i 3.200 medici di famiglia del Veneto chiudono gli ambulatori per 2 giorni di sciopero inserita in un pacchetto molto più ampio, 81 giorni, sancito dai sindacati di categoria FIMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale, fino al 31 dicembre 2018. Motivo della mobilitazione generale e storica la rottura con la regione per la brusca frenata all'avvio delle medicine di gruppo integrate, gli ambulatori H12 o H24 e del fascicolo sanitario elettronico, il ricorso a dottori privati nelle case di riposo e negli ospedali di comunità, l'inesistenza di cure palliative H24. Dal canto suo la regione ha disposto il potenziamento del personale nei pronti soccorso, unica alternativa per la gente alla mancanza del proprio medico. I primari hanno richiamato in servizio per 2 giorni un turno in più di infermieri e uno di medici, ma sono pronti a un ulteriore ritocco al rialzo qualora ce ne fosse bisogno. Sarebbe bastata un po' di buona volontà da parte di Palazzo Balbi per evitare questo disagio ai malati, dice Domenico Crisarà, segretario della FIMG. Garantiremo comunque le urgenze, l'assistenza domiciliare e le cure a cronici e terminali. E comunque nei giorni scorsi abbiamo aumentato le visite oltre 40 al giorno proprio per portarci avanti e smaltito un gran numero di ricette. Certo qualche paziente ha storto il naso, ma molti hanno capito che incrociamo le braccia per capire come la giunta Zaia intenda organizzare l'assistenza territoriale nei prossimi anni e nella speranza che la potenzi, a beneficio proprio dei cittadini e nel rispetto del piano sociosanitario approvato nell'ormai lontano giugno 2013 e prorogato a dicembre 2018.